Rieccoci, primo Sito a Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, avete ormai conoscete già la trasmissione del lunedì, ovviamente è inerente a questo momento difficilissimo da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico. Oggi è ripartita quasi tutta l'Italia, si riparte, abbiamo giunto in dialetto come vedete nei titoli, speriamo bene. Allora andiamo da Elisabetta in redazione se ci sono novità dal web. Elisabetta. E ti volevo far vedere questa tabella perché oggi l'Istat, oggi è stato diffuso un rapporto fatto in concomitanza tra l'Istat e l'Istituto Superiore della Sanità che fa vedere quindi l'impatto della mortalità di questi mesi rapportato anche con gli anni passati, quindi quanto ha influito il Covid sulla mortalità. Se vedi la riga sottolineata appunto è quella di Padova. Il dato 0,9 rappresenta la variazione di decessi tra gennaio e febbraio, quindi quando il Covid non era ancora, insomma, non si era ancora sviluppato. Nell'altra colonna, 15,8% è l'incremento della mortalità, la variazione tra la media degli anni tra il 2015 e il 2019 e marzo 2020. Questa media nella città di Bergamo è aumentata del 567%. È un dato molto significativo, insomma, che fa vedere quanto il Covid ha influito. Elisabetta, è una tabella molto importante, solo che è scritto talmente in piccolo che non so se i nostri telespettatori... Perché ci sono diverse città, Giorgio. No, certo, ho capito, però uno da casa non so se riesce a leggerlo. Abbiamo cercato di ingrandirla e di però evidenziare... l'hai spiegato molto bene e si è compreso. Hai altro dal web, Elisabetta, per il momento? No, per il momento no. Allora andiamo con i messaggi, andiamo a leggere i messaggi, vediamo, ne arrivano ovviamente molti, noi li mandiamo tutti, scusateci se non riusciamo a mandarli tutti, è vero, qui non se ne esce più, non sappiamo se ascoltare Conte o Zaia che si mettono d'accordo. Andiamo al prossimo. Dovete ascoltarli tutti e due nelle sfaccettature più importanti. Ma mi spiegate perché un imprenditore che già è in difficoltà dovrebbe chiedere un ulteriore prestito? Questo vuol dire affossarlo del tutto, ed è vero anche questo, poi risponderemo ovviamente anche a questo. Confermate che ora per prendere del cibo per asporto non serve più la prenotazione telefonica, è vero? No, anche la prenotazione sarebbe meglio, però dopo avremo un servizio, lo spiegheremo molto bene anche questa problematica, vediamo l'ultimo dei 4. Ma perché non si può andare nelle seconde case? Se uno va ad esempio in montagna, si allontana dalla città e ha meno contatti con le altre persone, nelle seconde case si può andare se qualcuno deve fare manutenzione o aprire una casa che è chiusa molto tempo, insomma è chiaro che è stato fatto anche questo, però io credo che un po' di pazienza per altri 10 giorni, insomma, sotto questo punto di vista si può avere. Poi se gli italiani si comporteranno bene, come io mi auguro, ovviamente saremo un po' fuori da questo rischio che è questo coronavirus. Abbiamo collegato un'imprenditrice perché ovviamente chi sono arrabbiatissimi sono i ristoratori e i parrucchieri, gli estetisti, le pedicure, manicure, tutta quella parte di lavoro che non ha ancora visto la propria attività riaprire, e quando riaprirà saranno condizionati dalla possibilità di quanti possono entrare, e molti di questi erano molto dipendenti e, come diceva Bertì, rischiano ovviamente il licenziamento. Allora abbiamo collegato la Silvia, credo che è una parrucchiera, l'abbiamo già collegata, Dennis. Pronto? Sì, pronto? Pronto, buonasera Silvia. Buonasera Giorgio, buonasera a tutti. Allora, so che lei è molto arrabbiata ovviamente, perché come tutte le colleghe che fanno il suo lavoro, ovviamente non hanno ancora la possibilità di aprire. Quando apriranno dovranno aprire con ovviamente dei protocolli da rispettare, e questo vuol dire che è un danno ovviamente importante per questa parte di lavoro, e questa parte di lavoro rischia davvero una perdita di dipendenti notevole. È così? Sì, allora il mio intervento, Giorgio, lo voglio fare perché la situazione è insostenibile per noi. Se alziamo l'audio. Prego Silvia. Allora, il mio salone è chiuso da 54 giorni e in questo tempo non è stato fatto nulla per noi. Nulla, le bollette, affitto, tasse, tutto è arrivato regolarmente, non hanno fermato nulla, e noi come possiamo sostenere una situazione imbarazzante del genere? Come possiamo, se da 54 giorni non incassiamo €1 nei nostri negozi, perché come me tantissime colleghe?
Sono 14 anni io che ho il negozio e 24 che lavoro. Non sono mai stata abituata a chiedere niente, di alzarmi alla mattina, rimboccarmi le maniche e andare a lavorare. E quindi non chiedo nulla, chiedo solo che mi diano la possibilità di andare a lavorare. Noi siamo pronti con tutti i dispositivi, sia nella sanificazione del salone, nel quale mi daranno una certificazione che potrò esporre, e sia per tutti i dispositivi per noi e per le nostre fedeli clienti che ci stanno aspettando. Ma altri 29 giorni così per noi è il massacro totale. Ma Silvia, Anche avete ricevuto di contributi, 600 euro, 800 euro, che ne so, la richiesta di un prestito da parte delle banche, avete fatto queste operazioni? Allora Giorgio, i 600 euro il 15 di aprile erano nel mio conto corrente e il 16 aprile nel mio conto corrente c'erano i contributi da pagare. Il prestito devo chiedere, il prestito di 25.000 euro per cosa? Per andare ancora di più a andarmi a intrappolare su situazioni che non esco più? Non mi sembra una situazione, non è questo aiutarci, perché noi piccoli artigiani, tanti piccoli fanno un grande, e tanti colleghi miei che non sapranno se potranno riaprire, anch'io tanti giorni me lo chiedo. Io ho spese che corrono sui 7.000 euro al mese, 7.000, 7/8, e vado a chiedere un prestito, per cosa? Per chi? Per loro che temporeggiano. Ferma lì Silvia, ferma lì un attimo. Ferretti c'è Ferretti collegato? Ferretti, vediamo Claudio se me lo dai in video. Come no, ci sono. Vuole rispondere lei a questa artigiana che ha ancora la mentalità: io apro, lavoro, guadagno, pago correttamente e lo Stato non mi dà nessuna mano? Vuole rispondere lei? Guardi, io sono assolutamente convinto che chi è in grado di ripartire, nel senso di rispettando quelle misure che vengono dette, che però date dal governo, che però non devono essere eccessive, secondo me a questo punto deve ripartire, e io sono, direi, piuttosto convinto che anche parrucchieri e altri piccole ditte individuali di questo genere ritengo che partiranno prima del 1° giugno, come si è detto. Secondo me chi è in grado, chi ha i dispositivi minimi a disposizione deve ripartire, dopodiché bisogna usare molta testa. Guardavo proprio ieri il negozio di alimentari dell'Indianino di fronte a casa mia, dove c'è scritto, ad esempio, che massimo possono entrare 2 persone, questa è la regoletta con le mascherine. Dopodiché, siccome è molto piccolo e stretto, ho visto che non entravano nemmeno 2 persone, ma ne entrava una sola alla volta e gli altri aspettavano fuori. Quindi sulla regoletta si è instaurato poi anche la testa delle persone. Ferretti, non è autoregolamentato. Ferretti, non è il problema della nostra telespettatrice e artigiana, il problema, lei dice, sono 54 giorni che sono chiuso, ne rimarrò un altro 29 per chiuso, io ho mandato 600, il giorno dopo ne ho pagati i contributi, quelli che ho pagato, dei dipendenti. Santo Dio, chi me li dà sti soldi? Mica vado a rubarli, io guadagno onestamente col lavoro. Mi volete aiutare qualcosina di più invece che fare un'elemosina? In parole povere, Silvia, è questo che vuole dire? Lei deve ripartire, lei secondo me dovrebbe essere messa nelle condizioni di ripartire, le arriverà probabilmente un fondo perduto col prossimo decreto, e i contributi eccetera, certamente ci saranno anche delle forme un po' per scaglionare, per spostare in avanti questi sforzi. Però ripartire... Silvia, le arriva il fondo perduto, non deve preoccuparsi. Quello che penso debba accadere per loro. Certo. Silvia, ha sentito? Sì, ho sentito Giorgio, ma intanto i 54 giorni che siamo rimasti chiusi come li ricompensiamo, come ci gestiamo su con il questa fondo cosa? Con il fondo perduto si arriverà, perché Bertì è sempre titubante. Bertì è uno che dice prima li voglio vedere, giustamente, qui ha ragione, poi ne discutiamo. Se veramente lo Stato nel prossimo decreto darà un fondo perduto agli artigiani e chi ne ha bisogno, insomma questa è tutta benzina nella macchina che sicuramente aiuta a poter continuare, come diceva Ferretti. Quindi attendiamo questi giorni sperando che il governo dia dei soldi alle imprenditrici come la Silvia, che ne hanno bisogno e necessità, e che mi sembra sia anche una molto battagliera, o no? Sì, oggi pomeriggio
Oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio un parrucchiere amico, diciamo, mi ha detto se mi danno 5.000 euro a fondo perduto io ce la faccio a resistere, andare avanti, se mi fanno riaprire io riesco a mettermi in movimento. Silvia, anche lei se le danno... Ovviamente Silvia, se le regalano, è sbagliato dire regalano, ma voglio far capire, se le danno 5.000 euro a fondo perduto, lei è pronta a ripartire meglio? No, io Giorgio con 5.000 euro non sono proprio pronta a ripartire, perché ne ho 7 di aprile e 7 nel maggio che andremo, che fanno 14, e sono dati reali, sono spese mensili. Certo, dipende dai casi ovviamente. Dipende dai casi, dipende ma dalle se uno ha persone. fatturato zero, cosa deve avere? Cosa deve pagare? Voglio dire, se uno ha fatturato su 58 giorni, ha introitato 0 lire, ok? E ne ha avuto solo spese, ok? Io dico, fatturato 0, devo pagare anche 0 come tasse, come tutto. Ma non hanno spostato i pagamenti, ma spostato, cosa vuol dire spostato? Spostato vuol dire che io devo comunque pagare. Me li stanno scadenzando più avanti, ma giustamente la Silvia dice io ho maturato un debito di 14.000 euro. Chi me li dà i 14.000 euro? Allora io con 14.000 euro posso ragionare sulla ripartenza, altrimenti lei è in difficoltà, ma è chiara questa cosa. Cioè, non è che ci voglia tanto a capirla. Quindi, Santo Cono, quindi c'è da risolvere questo problema. Se vogliamo ripartire, se l'Italia vuole ripartire, deve risolvere il problema di quello che sta denunciando Silvia in questo momento, come lei tantissimi altri artigiani, tantissime altre aziende, quindi a centinaia, migliaia. Questo è il settore fra l'altro tra i più colpiti, ma all'inizio della trasmissione abbiamo parlato che il primo problema è l'incertezza, il secondo problema è l'urgenza. Cioè qui ormai se uno studia tutti gli scenari esistenti, ormai diciamo, è una convinzione comune che ci siano 2 scenari in questo momento. Il primo scenario è che alla fine del mese di maggio si torni verso una normalità e allora vuol dire che l'economia potrebbe riprendere nello spazio di 2 mesi e significa che perderemo... Facciamo così, Silvia rimanga collegata con Ferretti, perché chiedo a Dennis se riusciamo già a collegarci ora con Pierpaolo Baretta, che è ovviamente sottosegretario del Ministero, che è una persona molto seria tra l'altro, e che è quella che è sul tavolo proprio di lavoro nel governo centrale, quindi è quello che decide. Eccolo qui, l'abbiamo già collegato, come sempre lo ringrazio. Grazie sottosegretario, grazie Baretta, come sempre lei è molto gentile di essere con noi. Ha sentito la denuncia di questa artigiana? No. No, purtroppo no, non ho sentito. Allora, però gliela riassumo. Lei dice, io sono stato chiuso 54 giorni o 58 quelli che sono, ho più o meno 15.000 euro da pagare, 7.000 ogni mese, altri 7.000 che è il mese prossimo, e io come faccio? Come farà? Le sono arrivate 600 euro e il giorno dopo ha pagato i contributi, ha detto, e quindi ne sono spariti di più di 600 che aveva ritirato. Come farà sta povera Crista a vivere, Baretta? Noi abbiamo sospeso i pagamenti delle tasse fino a per marzo, aprile e maggio, e adesso li sposteremo in avanti rispetto al rientro, perché giugno era francamente troppo presto. Poi appunto c'è stato il contributo dei 600 che adesso diventano 800 e poi stiamo per decidere una sospensione di affitti e di altre tasse in maniera tale da venire incontro. Certamente la denuncia è corretta perché la situazione economica è molto difficile e stiamo programmando, come sapete, progressivamente le aperture, perché abbiamo ancora una situazione sanitaria delicata che bisogna stare proprio attenti, in equilibrio, e quindi diciamo, il tentativo nostro è quello di dare il più possibile di copertura. Non basterà sicuramente, bisognerà continuare, però nell'arco di un mese e mezzo abbiamo messo in campo 80 miliardi di varie iniziative, quindi è un ristoro parziale, non c'è dubbio, è inutile far finta che le difficoltà di queste categorie ci sono e dobbiamo, come dire, in qualche modo continuare a dargli una mano. Ecco, devo ringraziare Pierpaolo Baretta, so che deve rimanere poco, perché mi è giunta notizia che è convocato dal Ministro a una riunione tra poco, mi sembra che sia giusto, vero? Quindi come mai questa convocazione urgente col Ministro Baretta? Gualtieri, giusto? No, non è urgente, è normale, nel senso che in queste giornate stiamo
con cadenze progressive fare delle riunioni per poter definire il più presto possibile il decreto che vorremmo entro giovedì completare, e quindi, come si sa, c'è un sacco di lavoro perché mettere a punto delle normative così, diciamo, grosse, rilevanti, e quindi ogni ora è buona, insomma. Quindi stasera abbiamo una riunione per discutere un pezzo della discussione e poi un'altra domattina e così via. Ecco, allora chiedo gentilmente sia a Patrizio Bertì, che è Presidente di Confcommercio, e Antonio Santocollo, che è Presidente della Camera di Commercio, abbiamo collegato Ferretti, che è un economista. Se volete fare domande al Sottosegretario, se siete rapidi, lui risponderà ovviamente, perché è molto gentile a tutti voi, e per far chiarezza è anche la Silvia, che è l'artigiana, che si lamenta che, poverina, è lì che battaglia, però non arrivano i soldi. Bertì. Niente, vorrei capire dal Sottosegretario se può darmi insomma, un aiuto per capire una cosa. Allora adesso tutti i pagamenti, tutte le varie incombenze verranno spostate più in avanti, giusto? Quindi qualcuno mi deve spiegare domani, quando ripartiremo, un ristoratore, faccio un esempio, o qualsiasi altra attività, che dovrà ridurre la sua capacità, okay, di clientela, perché se ha 100 tavolini ne deve fare 50. Forse anche meno. O forse anche meno, chiaramente. Dovrà licenziare del personale, okay? Come farà a pagare le tasse che gli vengono spostate se in questi 2 mesi ha mangiato tutto quello che doveva pagare, perché per sopravvivere ha dovuto anche lui comunque spendere dei soldini, no? Non è che qualcuno gli ha regalato qualcosa. Come farà a pagare? Allora avete pensato ai 25.000 euro di indebitamento? Allora, intanto licenziare no, perché noi facciamo altre 9 settimane di cassa integrazione per tutti, quindi c'è una prima risposta. Ma finiranno anche le 9 settimane? Non ho capito, scusi. Finiranno anche le 9 settimane? Le prime 9 sono finite, stanno finendo, le altre 9 le facciamo con questo provvedimento e sono già 18, quindi poi si spera che qualche cosa inizi. In ogni caso 18 settimane vuol dire che si arriva praticamente quasi ad agosto con copertura della cassa integrazione per tutti e per tutte le aziende, anche quelle con un dipendente, perché è giusto che sia così, che anche quelli che non avevano la cassa integrazione prima. Dopodiché tra i provvedimenti che sono stati decisi c'è appunto, oltre alla copertura della cassa integrazione, ci sono, per chi ne ha diritto, c'è partita IVA ai professionisti di 800 euro, e poi stiamo decidendo 10 miliardi a fondo perduto, nei quali ci sarà un intervento sugli affitti, un intervento sulle bollette e poi un intervento sul ristoro di alcune tasse. Per quanto riguarda invece quelle sospese, cioè IVA, contributi e tasse normali, ci sarà un rinvio di un po' di mesi, adesso stiamo definendo quando, non certamente da giugno, in maniera tale che ci sia una progressiva rateizzazione. Poi stiamo decidendo che l'Agenzia delle Entrate per i prossimi 6 mesi non faccia accertamenti, in maniera tale che non ci sia anche questa incombenza che arriva all'Agenzia delle Entrate. Quindi sono una serie di interventi. Si sta anche discutendo di un intervento a fondo perduto per le piccole e piccolissime imprese. In queste ore se ne sta discutendo, diciamo. Presumo. Mi scusi Baretta, quell'intervento, quelle cifre che lei, perché poi la gente è abituata a sentire 10 miliardi di qua, 20 di là, ma io mi rimetto nei panni di quella pora Cristo, la dico così, di parrucchiera, che dice: io non sento bene, tutto bello, mi riempio la bocca a sentire 10 miliardi, 20 miliardi, ma io ho 15.000 euro da pagare, quanti soldi le arriveranno in proporzione ai 15.000 che lei non ha più che lei deve pagare e non ha guadagnato? In soldoni quanto prenderà un artigiano in maniera da poter salvare baracca e burattini? Baretta? 1.500 euro, sei fortunato. Non so se ho fatto bene la domanda. Sì. Intanto questo, non avendo lavorato per 2 mesi, no, non dovrà pagare quelle tasse perché non ci sono, non ha fatturato, quindi già le tasse che erano previste sono state rinviate col fatturato di questi 2 mesi, che purtroppo è un fatturato negativo
per fortuna sua, insomma, non dovrà pagare anche quelle tasse lì, quindi c'è diciamo, un ristoro. Il risultato, io sono sempre, come lei sa, io sono sempre sincero e non mi lanto, cioè non so dire un calcolo esatto alla singola persona, so che il provvedimento che diciamo, abbiamo costruito ha queste varie voci, cassa integrazione per tutti, 800 euro per partite IVA, certo, e adesso questa. Aggiungo anche un'altra cosa, che stiamo decidendo di dare ai comuni, oltre a delle risorse perché hanno avuto spese e in alcuni casi hanno anche loro stessi ridotto le tasse, di dargli una cifra. Io le devo fare le cifre macro purtroppo, altri 10 miliardi di comuni perché paghino le loro fatture, che è una cosa molto importante perché oggi c'è un blocco di liquidità. È vero, Se la domanda, se il ragionamento è se tutto questo è sufficiente, probabilmente in generale non lo è, vista la crisi che abbiamo di fronte. Però attenzione, perché noi stiamo tutto il paese in difficoltà e anche la finanza pubblica. Devo riconoscere sulla sua serietà, Baretta, perché questo bisogna riconoscere una persona molto seria e anche molto corretta, che 20 giorni fa, quando abbiamo fatto l'ultimo collegamento con lei, disse qui, anticipò addirittura quello che venne fuori poi nei giorni successivi, che da 600 passavano a 800 euro e quello che lei aveva detto sarà mantenuto, e quindi è stato di parola, quindi le faccio i complimenti in tal senso, perché nella parte politica delle volte, come diceva Bertì, si dicono tante cose e poi non vengono mantenute. Lei è stato coerente e sicuramente molto corretto in quello che ha detto. Santocoro, Presidente della Camera di Commercio, prego. Buonasera Sottosegretario, io le faccio velocissima anche una domanda che è anche un auspicio, anzi due. Una è che possibilità ci sono per le imprese che hanno crediti nei confronti dello Stato, della pubblica amministrazione, di essere liquidate con una maggiore rapidità? E l'altro è come si può agevolare e velocizzare il momento dell'erogazione da parte del sistema bancario nei confronti io parlo di tutte le imprese in questo caso, senza che ci siano dei vincoli burocratici, amministrativi e di garanzie come quelli che emergono diciamo, dalle analisi che noi stiamo facendo finora. Grazie. Dunque, per quanto riguarda il credito della PA, come ho appena detto, noi facciamo un'operazione intanto non piccola, che è quella di mettere a disposizione 10 miliardi proprio perché ci siano i pagamenti, e questo consente una prima messa in moto diciamo, di questi arretrati che la PA ha. Abbiamo scelto di cominciare dai comuni perché sono quelli che incidono di più sul territorio, e quindi spesso i comuni pagano anche non solo fornitori diciamo tipo classico, ma anche quelli legati diciamo, al sociale, pensate ai trasporti per la scuola oppure l'assistenza alle persone, eccetera. E quindi questo è un intervento. La seconda domanda invece è molto importante perché è un punto critico della discussione, nel senso che noi abbiamo fatto un decreto che prevede che sotto i 25.000 euro non ci sia la verifica preventiva da parte della banca, è sufficiente che l'impresa sia in bonis al 31 dicembre dell'anno scorso. Constatiamo che questa strada non è facilmente applicata. Oggi mi hanno persino detto che ci sono delle banche che si prendono il filo quando devono dare i 25.000 euro. È proibito dalla legge prendersi il filo, è chiaramente scritto nel decreto, quindi è una cosa che se c'è va precisata, va denunciata. E va denunciata, C'è un punto solo che voglio dire, che diciamo, dobbiamo togliere adesso nel decreto, che siamo nella conversione del decreto, lo stiamo discutendo, che come lei sa i funzionari di banca, se emettono un prestito e poi l'azienda fallisce, sono chiamati in solido e in penale, e quindi questa è una resistenza. La risposta che possiamo dare è quella di un'autocertificazione da parte di chi chiede il prestito, in modo tale che rappresenti un po' una qualche manleva. Stiamo cercando di trovare una strada senza dare uno scudo, perché non possiamo esentare dal rischio di responsabilità, però non c'è dubbio che questo è un problema che costituisce un alibi che va tolto. Le rubo 30 secondi. Ferretti è collegato? Ferretti? È collegato Ferretti? Chiedo alla regia. L'economista è collegato? Mi fate un cenno? Sì, no, è ancora collegato? Mi sente Ferretti?
Ferretti mi sente? Non sento l'audio di Ferretti. Se mi dite se è collegato oppure no, Claudio, Marco, c'è? È saltata la linea. La Silvia ce l'abbiamo ancora collegata? Sì. Allora Silvia, vuole fare una collegata. domanda al sottosegretario? Una domanda di un'artigiana, perché qui sono tutti addetti ormai, Camera di Commercio, Ascom e tant'altro. Lei è un'artigiana, vuole fare una domanda visto che abbiamo la fortuna di avere il sottosegretario, che le può interessare? Io volevo sinceramente... Se alziamo l'audio. Allora, io volevo sinceramente chiedere della concretezza per noi piccoli, che fossimo ascoltati un po' di più, perché le grandi cifre, i grandi numeri a noi non servono a niente. Noi siamo pronti a ripartire in questa battaglia, però vorremmo essere anche più ascoltati, dirci che ci daranno, faremo, daremo, prometteremo. E noi non viviamo di questo, noi viviamo del giornaliero, noi viviamo del contatto con la persona, con le nostre clienti. Perfetto, va bene, è stata chiara, grazie Silvia. Ha sentito, ovviamente credo che sia il pensiero di molti Baretta. Anzi, le faccio vedere, lei non so, riesce a vederci oppure no anche Pierpaolo Baretta? Ci vede? Sì. Allora le faccio vedere un filmato oggi a Venezia, perché oggi a Venezia c'è stata un po' di contestazione anche a Venezia sul ponte di Rialto. Andiamo a vedere questo servizietto, se così lo vede anche lei che conosce appunto questa città. Andiamo a vederlo. Arriva, Parte da Venezia, proprio da tutta la città metropolitana, la protesta di chi al lavoro nel giorno che segna l'inizio della fase 2 in Italia ancora non può tornarci. Era già accaduto domenica, quando a Mestre, in piazza Ferretto, si erano silenziosamente radunati commercianti, baristi e parrucchiere chiedendo di poter ripartire in sicurezza. Una protesta che è risuonata decisamente più rumorosa lunedì mattina, quando le calli di Venezia sono state invase dalla contestazione partita da una manifestazione collettiva di esercenti cittadini. Non un presidio organizzato dalle associazioni di categoria, ma una vera e propria adunata spontanea che si è concentrata con un momento di silenzio in piazza San Marco e con un lungo applauso al ponte di Rialto. Un popolo, lo dicono le parole degli stessi presenti, composto di condannati a morte che non sanno quale sarà il loro futuro. Oltre 500 persone di tutte le categorie, da ristoratori, esercenti e B&B, ma anche commercianti, parrucchieri e artigiani. Hanno firmato tutti insieme una petizione chiedendo tra l'altro il blocco delle imposte di quest'anno e dei mutui. Radunatisi a Cafarsetti sono stati quindi ricevuti in comune dal vice sindaco Luciana Colle, dagli assessori al bilancio, allo sviluppo e all'istruzione. Una situazione esplosiva, giorno dopo giorno, sempre di più, in una città nata per il turismo e svuotata di un mercato che regge l'intera Venezia. Ecco, Pierpaolo Baretta, ovviamente sono problemi che in tutte le città d'Italia, specialmente ovviamente al nord, dove la produttività è ad altissimi livelli, ovviamente si lamentano. È un bel problema questo. Riuscirete a risolverlo bene secondo lei? Riusciamo tutti insieme, cioè evitiamo un equivoco che può instaurarsi per il quale c'è solo un ente che può risolvere tutto, perché sarebbe sbagliato. Qui c'è bisogno di un concorso di tutte le forze che si mettano insieme, le categorie economiche assieme al governo, alle regioni e ai comuni. Lasciamo stare il dibattito politico che c'è, ma al succo della questione, al di là delle differenze di opinioni, o tutti mettiamo in campo le nostre risorse. Il governo ha messo quello che è riuscito a recuperare. È necessario che le regioni mettano la loro parte, i comuni la loro, in un sacrificio collettivo per dare a queste categorie la possibilità di uscire dalla strettoia e ricominciare. Attenzione che appena ricominciamo non è che abbiamo risolto il problema, quindi dobbiamo porcelo anche nel medio periodo, perché non è detto che immediatamente partiranno i consumi. Non è detto che immediatamente avremo, pensate al turismo, che per il Veneto è fondamentale, siamo la prima regione d'Italia per flussi turistici. Noi dovremmo da un lato evitare che si perda del tutto questa estate che è già compromessa, ma dall'altro dobbiamo sapere che per molta parte questo turismo quest'anno sarà in grande difficoltà, quindi assistenza da un lato e promozione dall'altro, queste sono le due strade.
lo dico non in maniera diciamo pietistica, in maniera proprio politica, facciamo tutti la nostra parte e vedrete che ce la facciamo, perché le categorie economiche hanno voglia di ripartire, questo si capisce, no? Lo dicono con grande chiarezza, ma attenzione che non è la strada del fondo perduto, è la strada degli investimenti per la ripresa, perché dobbiamo ripensare anche al modello, ad esempio nel caso del turismo, ma non solo, dobbiamo ripensare anche a un modello produttivo che sia in grado di offrire novità, perché oggi non avremo a breve una ripresa solida dal punto di vista economico. E poi cerchiamo di stare attenti e di gestire tutti insieme la ripresa dal punto di vista anche delle prudenze sanitarie, perché poi la cosa peggiore sarebbe aprire e richiudere. Assolutamente. Baretta, prima di congedarla, prima di congedarla e ringraziarla, una domanda che non ha a che fare con l'economia, è una domanda personale che faccio a lei. Dall'alto della sua esperienza, dalla sua pacatezza, dalla sua voglia di risolvere i problemi, questa cosa che è successo in tutto il mondo, questa pandemia, cambierà la mentalità alla gente, alla politica? Cambierà l'Italia in modo migliore o avremo sempre quell'Italia con tanta burocrazia, con 110.000 decreti, con chi più ne ha ne metta? Questo ci ha insegnato, ci insegnerà qualcosa secondo lei, oppure fra un paio d'anni sarà tutto come prima? È una domanda personale. No, ma la ringrazio. Mi auguro di no, anche perché ci sono due cose che questo coronavirus, dal punto di vista economico ovviamente, ci ha reso evidentissime e guai a lasciarle perdere. Quanto ci mancano i soldi dell'evasione, quanto può far male una burocrazia inefficiente. Queste sono due cose che hanno pesato tantissimo, perché noi abbiamo bisogno di tante risorse, alcune delle quali mancano proprio perché sappiamo il tasso pesante di evasione che abbiamo nel nostro paese, ma dall'altro abbiamo bisogno di una situazione più snella, e su questo obiettivamente, e non riguarda solo diciamo, lo Stato, abbiamo parlato delle banche poco fa, no? Abbiamo bisogno tutti di capire che queste due cose sono assolutamente improcrastinabili. Se perdiamo questa occasione facciamo un errore e un guaio, questo lo dico per tutti, a partire dal governo, dalla mia parte politica, ma riguarda tutti. Però le dobbiamo costruire. Lì c'è il Presidente della Camera di Commercio. Io penso che le Camere di Commercio, lo dico, approfitto che è lì, ci debbano dare una mano proprio nel processo di semplificazione. Loro sono in grado di conoscere bene i meccanismi delle imprese, ci aiutino, lancio una proposta, ci aiutino a trovare soluzioni concrete, passare cioè tutti dalle parole alle soluzioni. Cosa serve in termini di semplificazione della pubblica amministrazione, del sistema, anche delle imprese stesse? Per esempio adesso useremo molto di più il digitale, no? Useremo molto di più lo smart working, quindi non perdiamo il giro, costruiamo nei prossimi mesi delle soluzioni concrete. Partiamo dal Veneto, che può essere un buon esempio proprio per il tessuto produttivo che ha. Bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. Grazie, buona serata. Buon lavoro, andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.